I contapersone che dovrebbero cominciare a dare i primi dati per Carnevale. Devo dire che sono stati dei buoni incontri, ieri eravamo sul palco anche di San Marco per il Carnevale e abbiamo fatto vedere che macchina organizzativa abbiamo. I 34 sistemi di controllo che permetteranno di contare quante persone transiteranno nei punti caldi della città verranno attivati in via sperimentale con il Carnevale. Macchina organizzativa che per quanto attiene ai contapersone vede un sistema misto tra sensori, telecamere e wifi per monitorare costantemente la situazione con un rilascio di dati ogni 25 centesimi di secondo. Informazioni che una volta elaborate dai software dedicati raccontano della densità di persone presenti in un preciso momento e la loro velocità di movimento. Sarà così possibile prevedere a che ora i pedoni arriveranno in un determinato punto critico e deviarli in un'altra zona, in modo da non intasare o bloccare la circolazione pedonale, visti gli afflussi eccezionali che si spera arrivino con il Carnevale e con cui la città auspica di risollevarsi dopo la batosta acqua grande e coronavirus, dice la Mar. Il Carnevale ha una sua specificità, nel senso che il Carnevale è legato ai weekend. Prima del coronavirus le prenotazioni erano discrete, adesso vediamo cosa succederà. Chiaramente il turismo ha risentito dell'acqua grande e poi ha risentito anche del coronavirus. Vediamo.